marzo il Catania pianifica la nuova stagione e nelle prossime ore dovrebbe sciogliere il nodo allenatore. In pole position resta Fabio Caserta. Tonino De Mana. È la settimana delle decisioni, delle scelte, che poi saranno fondamentali per la nuova stagione del Catania. Le prime tessere del mosaico stanno per essere piazzate con i nomi del DS Varra dal 1 luglio e del tecnico Caserta, anche se su quest'ultimo il prolungarsi dei tempi d'attesa rischia di raffreddare la trattativa. Per Caserta il condizionale d'obbligo si tratterebbe di un ritorno, con il vantaggio di conoscere bene la piazza, avendola vissuta da calciatore. Caserta attende un cenno per liberarsi dall'Empoli, ma nelle ultime ore sono in forte rialzo le quotazioni di De Giorgio, tanto da poter ipotizzare un possibile ballottaggio. E sono giorni importanti per quanto riguarda i riscatti. Il Catania ha deciso di non esercitare il diritto di opzione per Simone Pieraccini, con il difensore che farà rientro al Cesena per fine prestito. Stesso discorso vale per D'Ausilio, che ha un contratto fino al giugno 2028 con l'Avellino e valuterà il suo futuro direttamente con la società Irpina. Diversa la situazione di Forte, che ha l'accordo con il club etneo fino al 2027, rimane rossazzurro dopo i 9 gol e 3 assist dell'ultima stagione, per un attacco che allo stato attuale ha la voce centravanti vede Forte, Caturana e Leonardi. In entrata non è un mistero. Il club rossazzurro avrebbe messo gli occhi su Parigi, classe 96, autore di una stagione brillante a Latina, dove ha messo a referto ben 17 reti. Su arrivi ed eventuali partenze deciderà comunque il nuovo allenatore. Da qui l'esigenza di stringere i tempi per pianificare il mercato e costruire il nuovo Catania, che dovrà necessariamente dare l'assalto alla Serie B, già scappata di mano nelle ultime 2 deludenti stagioni. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.